siamo al 2000 di Padova, che quest'anno ospita le finali della Serie D regionale del Veneto. 14 squadre per decretare i vincitori dello scudetto Veneto di Serie D1, D2, D3, D4 maschile e D1, D2 e D3 femminile. I numeri del tennis veneto sono in aumento, lo testimonia anche il grosso numero di squadre. Certo, le squadre di Serie D in Veneto sono in effettivo aumento, sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista qualitativo, perché molte squadre di Serie D ormai arrivano a schierare anche di seconda categoria. Sì, ci sono delle belle squadre, del bel tennis e poi questa manifestazione che voi avete proposto per la prima volta l'anno scorso di fare tutte le finali nella stessa giornata. Certo, perché questa è una giornata aggregante tra tutti quanti i circoli, che tutti quelli arrivati in finale si trovano in un'unica sede a disputare nella giornata conclusiva di tutti questi campionati l'ultimo atto con la premiazione finale, che questo comporta comunque tutti i circoli che si vedono, tutti i maestri, tutti i giocatori che hanno una giornata intera dove stare insieme. Siamo al lato finale di questa stagione che per voi è stata davvero intensa. Sì, di un'annata di rilancio di questi impianti sportivi del CS 2000 che abbiamo iniziato a gestire come gruppo 2001, che già gestisce il plebiscito e anche altri impianti nel Triveneto. E ringrazio innanzitutto il comitato che mi ha dato questa opportunità, che ci ha dato questa opportunità di ospitare una fase così importante delle categorie, diciamo, senior della Serie D, per permettere a una giornata particolare di grande visibilità anche di queste categorie di gioco. Sì, perché qui avete avuto $50.000, Open, un po' di tutto, vi mancava la Serie D. Sì, ci mancava un po' tornare alle origini, le organizzavamo qualche anno addietro e l'anno, come detto prima, è stato molto impegnativo, il challenge è stata una bellissima esperienza, però bisogna pensare anche al nostro territorio. Fare una cosa di questo tipo è vedere tanti amici che giocano, per cui ben venga anche questo tipo di iniziativa. Alla fine della giornata, che ha contato un'ottantina di giocatori provenienti da tutto il Veneto e 14 squadre arrivate a Padova per contendersi 7 titoli in palio, questi i risultati e le squadre vincitrici. D1 maschile Centro Sportivo Plebiscito, D2 maschile Tennis Club Country Cortina, D3 maschile Società Lugagnano, D4 maschile Circolo Tennis Vicenza, D1 femminile Tennis Club Ostani Montebelluna, D2 femminile Tennis Club Lido, D3 femminile Nuovo Tennis Bovolone. Siamo alle fasi conclusive anche di questa manifestazione a squadre, un pochino chiude tutte le manifestazioni estive, poi ci sarà la parte invernale. Sì, è una parte importante della nostra attività. Dopo le gare a squadre giovanili concluse con le Final Four, questa è la seconda iniziativa rivolta alle gare a squadre. Un'attività che comprende 500 squadre circa, la Serie D, su un totale di 1100 squadre dell'attività totale regionale. È una manifestazione secondo noi importante perché aggrega le 14 squadre finaliste delle Serie D, un momento ovviamente di grande attività tecnico-agonistica ma anche di aggregazione. Era giusto dare un segnale anche a questi giocatori che per tutto l'anno si incontrano nei tornei individuali. Quest'anno fra l'altro il Veneto ha avuto una fortissima crescita per quanto riguarda i tornei, le partecipazioni ai tornei di quarta e di terza categoria, solo che si pensi che abbiamo avuto un aumento del 20% per quanto riguarda la partecipazione.
È vero, siamo alle fasi conclusive, però non è completamente finita l'attività in Veneto, ci sono anche delle altre importanti manifestazioni. Sì, siamo proprio alle fasi conclusive, le battute finali per quanto riguarda le attività individuali. A fine mese avremo il master finale Daikin, che comprende tutti i tornei di terza e quarta categoria, e quindi una cosa molto sentita con dei premi molto allettanti. E poi abbiamo, sarà sentita anche questa, l'attività giovanile con il master finale Young Boys che comprende tutti i tornei giovanili disputati in Veneto. Quindi i ragazzi più interessanti si disputeranno questa parte finale della stagione e su tutti sono in attesa, perché i premi sono molto carini, molto particolari. Questo sole oggi ci ha fatto dimenticare il brutto tempo dell'estate, ci sono state tante manifestazioni che hanno sofferto, ma questa è venuta bene in maniera particolare. Ne avevamo bisogno per queste finali regionali della Serie D, 4 promozioni dalla Serie D1 alla Serie C, sia in ambito maschile che in ambito femminile. Direi che c'è una preponderanza come presenza di squadre veronesi giunte a disputare la finale per il titolo. Ottimo livello di gioco, perché ormai in Serie D troviamo giocatori di classifica B, C, quindi formazioni molto competitive, e una discreta presenza di pubblico. Bene, direi, siamo soddisfatti. Avete riproposto questa manifestazione, dicevamo in terra padovana, perché è piaciuta l'idea di trovarsi comunque una giornata tutti insieme a giocare. Sì, avevamo già fatto la stessa esperienza lo scorso anno presso il Commodore di Montegrotto. Quest'anno invece ci siamo rivolti al Centro Sportivo 2000. Padova, lo sappiamo, l'abbiamo già detto, dal punto di vista logistico è abbastanza comoda per tutti nel Veneto, quindi le manifestazioni che si svolgono a Padova di solito riescono bene. Una festa per il tennis veneto, come hanno commentato i protagonisti, incorniciata anche da una splendida e inaspettata giornata di sole. Montecchio è una società molto attiva, eravate protagonisti alle Final Four giovanili, siete stati protagonisti comunque anche a queste finali di Serie D, anche se poi non avete vinto comunque. Certo, per noi l'attività giovanile è fondamentale, sia per noi maestri, che le soddisfazioni vere le troviamo da questa attività, e sia per i ragazzi che hanno modo di vivere la propria giovinezza con degli stimoli sportivi forti, che sono anche gli stimoli che poi li porteranno a essere forti nella vita. Quindi per noi l'attività giovanile ha un'importanza fondamentale. Questo le famiglie lo capiscono benissimo e ci sostengono non poco nel mantenere questa attività. Quanto è importante fare queste manifestazioni dove ci si trova, è un momento anche per confrontarsi? Essendo il tennis uno sport individuale, momenti di aggregazione così sono fondamentali, perché i ragazzi conoscono anche altre realtà, altri ragazzi socializzano, come ad Abano, come la manifestazione che sta fatta ad Abano.
Avete fatto un bel campionato, oggi in finale non è andata benissimo, ma quanto importante è una manifestazione di questo tipo per l'attività di una squadra? È molto importante, soprattutto per noi che siamo un circolo piccolo, eravamo in D1 qualche anno fa, siamo retrocessi e adesso abbiamo avuto l'opportunità di partecipare, di arrivare secondi, è stata una bella finale, abbiamo trovato degli avversari molto forti e quindi è stato divertente, ma siamo arrivati fino qua. E vi è piaciuta quest'idea di fare le finali tutti assieme? Però la finale tutta assieme è stata una bella cosa, l'unica cosa è che su un campo solo purtroppo le cose vanno lunghe e dopo si deve tornare a casa. Cortina quest'anno si è rilanciato con delle attività internazionali importantissime, però anche importante le attività di squadra, insomma un maestro con un passato agonistico come te che gioca la D2 non è così facile trovarlo. Ma il progetto su Cortina è un progetto a 360 gradi, quindi abbiniamo sì l'attività internazionale, il Challenger, bellissimo Challenger che abbiamo fatto ad agosto quest'anno, ma accanto a questo anche l'attività di squadre come la D2, l'obiettivo è portare una prima squadra almeno in Serie C o in Serie B, ma abbiamo fatto 13 squadre, ricordo veramente come un fiore all'occhiello il secondo posto regionale dell'Under 12 maschile, quindi un progetto pluriennale e ci sta dando molta soddisfazione. Io credo che la coppa con lo spritz dentro sia testimonianza che queste manifestazioni sono gradite. Sì, assolutamente sì, è giusta conclusione per tutte le fatiche che ha fatto la squadra, arrivando poi giustamente alla vittoria, anche se oggi è stato facile perché purtroppo la partita non si è disputata, comunque alla salute.